in collaborazione con i cavalli TPR al posto dei trattori per lavorare ai campi e le oche per diserbare il vigneto. Quella che vi raccontiamo oggi è l'esperienza molto particolare di un'azienda vitivinicola biologica e biodinamica del cuore dell'Umbria. Vinitaly 2 anni dopo, riprende dopo 24 mesi di pausa la rassegna internazionale dedicata al vino. Mi trovo nel padiglione 1, quello dell'Emilia Romagna, tanti gli espositori nazionali e quelli emiliano-romagnoli, un settore che vede una crescita importante specialmente nell'export. L'Emilia Romagna fa registrare un più 42%. Tante novità, tanti espositori, ma soprattutto un grande entusiasmo dopo questa pausa lunghissima. Alle mie spalle il bellissimo palazzo del Consorzio del Parmigiano Reggiano, dove viene presentato un grande progetto che è già realtà concreta sul benessere animale per valorizzare tutta la filiera del re dei formaggi. Umbria, cuore verde d'Italia, e noi siamo nel cuore dell'Umbria, siamo a Cannara, la provincia è quella di Perugia, 300 metri di altezza più o meno, di fronte a noi il monte Subasio che adesso è coperto dalle nuvole con sotto Assisi e anche un po' di neve per queste nevicate di primavera un pochino fuori stagione. Siamo qui in un'azienda vitivinicola, un'azienda storica perché sono ormai 3 generazioni, l'azienda è Vini di Filippo e un'azienda che lavora in biologico, biodinamico dal 94, quindi sono stati dei precursori, lavorano con i vitigni autoctoni e già quindi le particolarità sono tante, ma ce ne sono alcune davvero strane, mi verrebbe da dire. Qui con me è Emma Di Filippo che è la titolare dell'azienda insieme ai suoi 3 figli e allora, particolarità, lavorate con i cavalli. Sì. Quindi le lavorazioni nel terreno e qui di fianco, di fronte a noi, abbiamo le vostre macchine per il diserbo. Sì. Allora, mi racconti un po', intanto questo vigneto ed è qua che succedono tutte queste cose particolari. Sì, questo vigneto è proprio vicino alla nostra azienda, sono 5 ettari e lo stiamo strutturando, se vogliamo dire, in una maniera un po' olistica, quindi cerchiamo di inserire tutta una serie di situazioni, di animali, di sinergie per poter essere meno impattanti e soprattutto poi abbiamo anche scoperto che questo dà anche una grande qualità delle nostre uve. Quindi oltre ai cavalli con i quali lavoriamo questi 5 ettari abbiamo anche le nostre oche che appunto ci aiutano nel controllo delle erbe infestanti, allo stesso tempo concimano, quindi fanno un lavoro completo. Economia circolare nel vero senso della parola. Adesso proviamo ad avvicinarci un poco alle oche, ma loro ovviamente quando ci vedono arrivare si ritirano, si nascondono in fondo. Sì, questo diciamo è il luogo dove sono ricoverate la sera in questo recinto elettrificato. Ora ci hanno visto e quindi sono un po' rientrate per difendersi. Le oche perché? Perché abbiamo anche con l'Università di Agraria e di Veterinaria abbiamo identificato questa tipologia di avicolo perché l'oca mangia tantissime essenze, quindi fa proprio un'operazione di diserbo completa. Quante oche devono stare per ogni ettaro? Perché adesso allora, queste non sono tanti, loro hanno 5 ettari a disposizione. Hanno 5 ettari a disposizione e la media è tra le 60 e 80 oche ad ettaro, okay, come proporzione. Dipende poi ovviamente dalle stagioni e certo, se sono c'è più inerbimento oppure meno. Ecco, noi qua vediamo le oche, ci racconti un po' come funziona? Nascono in azienda, le acquistate visto che siete in biologico, seguendo tutte quelle che sono le procedure?
Sì, allora per quanto riguarda il progetto di agroforestry, quindi l'allevamento che entra in sinergia con il nostro vigneto, acquistiamo le oche di 3 giorni, questo per avere la garanzia della certificazione biologica, perché sono comunque oche biologiche, e 3 giorni vengono, diciamo, svezzate all'interno di una nursery, circa un mese e mezzo, finché non mettono il piumaggio definitivo da oche adulte, e quindi poi vengono inserite qui all'interno del vigneto. Questo lo facciamo anche a step, diciamo di gruppi di oche, anche per avere un periodo più prolungato, quindi più o meno di media vanno dalle 150 a 200 oche a step, fino ad arrivare appunto anche a 400 oche in allevamento, che riescono veramente a fare tabula rasa. Tabula rasa. Ecco, ma loro rimangono in vigneto tutto l'anno, oppure ci sono dei periodi, un po' perché c'è meno vegetazione, un po' perché magari c'è l'uva che secondo me gli piace, ecco, che è il caso che loro in vigna non entrino. Sì, allora diciamo che siamo riusciti a creare, anche poi per una questione culturale e storica dell'Umbria, diciamo un periodo perfetto. Le oche vengono inserite a febbraio fino ad agosto, che è il momento ovviamente che l'uva è matura e quindi devono prendere altre vie per noi al palato molto più deliziose. In questo periodo ovviamente ci sono dei periodi in cui noi le teniamo all'interno di questa rimessa, che sono il periodo di quando facciamo i trattamenti di zolferrame, che sono gli unici trattamenti che possiamo fare, e quindi vengono chiuse 3 giorni dopo il trattamento, e il momento della germogliazione, cioè di quando la vigna inizia a buttare i suoi germogli, e questi sono i periodi che li teniamo chiuse un po' di giorni. E poi ecco, ad agosto, oltretutto noi qui in Umbria c'è la grande tradizione del menù a base di oca a Ferragosto, e quindi diciamo commercialmente diciamo tutto è un sistema perfetto. E quindi ecco, è questo un po' il periodo, le assumiamo a tempo determinato. Hanno un contratto a termine, hanno un contratto a tempo determinato. Ecco, un'altra cosa, voi avete fatto anche, sempre con l'Università di Perugia, un'analisi precisa, quindi uno studio preciso sulla qualità della carne delle oche che vivono così al pascolo, e è diversa, è migliore? Sì, grazie al Dipartimento di Zootecnia anche veterinaria, che hanno fatto analisi proprio sulle carni e anche sulle uova, e risultano ovviamente delle sostanze nutritive molto elevate, anche l'equilibrio tra gli omega 3, 6 e 9 è perfetto, e addirittura per le oche che noi, per le quali facciamo una piccola autoriproduzione, abbiamo delle famiglie con cui facciamo una piccola autoriproduzione, queste carni non presentano antibiotico resistenza, e l'università ha dichiarato che è un risultato ottenuto da neanche gli allevamenti biologici, quindi il fatto di selezionare e purificare per diverse generazioni gli animali aiuta anche a liberare da questi inquinamenti. Esatto, che poi restano anche nel tempo. Adesso, prima di andare a vedere le altre macchine, tra virgolette, per i lavori pesanti, quindi non per il diserbo, 2 parole sul vino. Allora, questo è un vitigno, intanto abbiamo detto, questi sono 5 ettari che voi lavorate in questo modo, l'azienda ne ha di più, ha anche altri vigneti che lavorate sempre con biologico, biodinamico, ma non in questo modo sperimentale. Con la trazione animale. Sì, purtroppo sia per la distanza, quindi la logistica, non c'è possibile gestirlo con i cavalli, e anche le oche comunque devono essere vicino all'azienda, perché vanno comunque controllate e tutelate. Quindi qui sono 5 ettari, noi abbiamo un totale di 35 ettari nella DOC Colli Martani, dove ci troviamo qui, e nel comune di Bevagna, dove siamo zona di confine per la DOC del Sagrantino. I bianchi autoctoni, rossi e DOC, e dei passiti particolari che poi vedrete. Sì, questo vigneto prettamente è un vigneto di bianchi, abbiamo del Trebbiano spoletino, anche se siamo fuori dalla DOC, e del Greghetto, con cui proprio facciamo le nostre selezioni dei bianchi. Questo quindi un po' a testimonianza che un certo tipo di agricoltura produce anche qualità superiore. Abbiamo visto le oche per il diserbo, e adesso qui alle nostre spalle abbiamo il reparto trazione, insomma le macchine a trazione. I TPR, non solo TPR, questi li riconosco, invece quella bianca è una razza francese, mi dicevi. Una razza francese, è una Percheron.
sono razze selezionate, abituate a lavorare. Abbiamo un po' copiato dai nostri cugini francesi che lo fanno molto più assiduamente di noi, addirittura ci sono in Francia aziende contoterzi come terzisti con i trattori che hanno solo i cavalli e vanno a lavorare le terre di altri agricoltori. Qui in Italia ancora non siamo arrivati a questo livello, però ci impegniamo. Ecco, ma voi che tipo di lavorazione fate con i cavalli? Sempre ovviamente nella parte di vigneto come per le oche, Sì. nella parte di vigneto sperimentale, insomma, Sì. diciamo così. Ma riusciamo più o meno a fare tutte le lavorazioni. La lavorazione più ottimale è la scalzatura e la rincalzatura, semina, e poi facciamo anche il trattamento biodinamico, il 500, riusciamo a fare con i cavalli. Quindi quasi è anche una piccola raschiatura, diciamo, del terreno, movimentazioni leggere. Ecco, ma lavorano in coppia? In coppia, sì, abbiamo strutturato delle attrezzature per cui riusciamo a lavorare in pariglia, quindi poter far fare meno sforzo al cavallo è anche molto più agevole per chi guida i cavalli, perché dietro, anzi in questo caso avanti al cavallo c'è l'uomo che li addestra e poi lavora il terreno. Ecco, ma devono essere, loro sicuramente hanno una grande forza, una grande possenza, erano gli animali da lavoro per tradizione, devono però essere abituati a questo tipo di lavorazione perché insomma il passo da tenere deve essere quello. Sì, sì, assolutamente sì, sono cavalli che vengono addestrati ma soprattutto allenati e sono considerati come dei veri e propri atleti, quindi nelle fasi di lavorazione hanno anche un'alimentazione appropriata proprio di proteine che li rende, ecco, più forti. Certo. E nel periodo in cui non si fanno lavorazioni, loro cosa fanno? Stanno sempre qui o fanno altro? Allora, no, proprio perché è un sistema agricolo, quindi devono essere il più possibile sostenibili, e noi li abbiamo anche inseriti nell'attività enoturistica, quindi abbiamo una carrozza con cui portiamo i nostri visitatori a visitare le vigne e anche una piccola parte di questa campagna, e quindi questo ci aiuta anche a sostenere la spesa di 4 cavalli così grandi che mangiano parecchio. Ci credo. Mangiano produzioni vostre? No, abbiamo dei fornitori di fieno che ormai sono anni con cui collaboriamo e quindi hanno dell'ottimo fieno, perché per noi è veramente importante l'alimentazione, che i cavalli siano sani, anche per un discorso economico, perché poi avremo bisogno del veterinario più costantemente, invece così veramente sono cavalli sani. Abbiamo l'ultimo nato? Sì, abbiamo Sebastian che è nato a dicembre, è un maschio a differenza di queste 4 cavalle che sono tutte femmine, e anche lui seguirà le orme della mamma Maya. Okay. Ecco, poi abbiamo l'asinello, dove è andato? Sì, Ciuco. Adesso è là, Ciuco, giustamente è un asinello, si chiama Ciuco, lui non lavora? Lui non lavora, fa lavori pesanti. non fa lavori pesanti, però accompagna i bambini nelle escursioni nel vigneto, facciamo dei picnic in vigna, quindi diciamo, è utilizzato per divertimento. Ecco. Bene, insomma io direi che tutta questa prima parte l'abbiamo vista, adesso ci prendiamo una breve pausa e poi ci ritroviamo in cantina, perché Sì, tutto questo Più goliardico. è finalizzato alla produzione di vini e di vini importanti. A dopo.